buongiorno signora, ben arrivata. Grazie. Senta, ho prenotato una stanza di Benedetto. Sì, un attimo che controlliamo subito. Sì, una camera matrimoniale con vista mare. Sì, devo dire che mi tratto bene, anche perché qui la vista è bellissima, complimenti per la struttura. Grazie, la particolarità proprio della struttura è la nostra veduta che abbraccia un po' tutto il golfo, come può vedere. Per quanto riguarda i servizi che offrite qui al Cala Moresca, come funziona? Colazione, cena? Sì, allora partiamo con la colazione che è generalmente dalle 7 alle 10 e sulle nostre terrazze, appunto proprio per dare la possibilità di godere di questo splendido panorama anche durante la colazione. Il pranzo va tra le 13 e le 15, mentre una cena dalle 8 alle 11. Ma l'albergo si chiama Cala Moresca perché c'è una cala, c'è qualcosa? Sì, diciamo il nome deriva da una cala che si trova in effetti dove noi abbiamo una discesa privata al mare, su roccia, ecco. proprio sì, alle spalle della montagna, ed è un posto veramente meraviglioso, insomma la veduta è mozzafiato. Quindi se ritorno in estate ne posso anche assolutamente, sì, certo, abbiamo anche la piscina volendo. Ma mi conferma il prezzo? Perché io ho visto sul vostro sito veramente dei certo. prezzi straordinari per quello che offrite, veramente. Sì, infatti sicuramente il nostro sito è molto aggiornato, per cui potrà trovare anche le nostre varie offerte rinnovate di volta in volta. La camera che lei ha prenotato è una camera matrimoniale con la vista mare, con balcone e vista mare, ed ha un costo di 90 euro a notte, compresa la prima colazione. E invece per offerte e pacchetti al momento abbiamo un pacchetto dire? Molto interessante intitolato Fuga d'amore, un pacchetto Fuga d'amore che prevede proprio una camera matrimoniale con la vista mare, con una sorpresa in camera all'arrivo, una bottiglia di benvenuto, un cesto di frutta, e poi il pacchetto include anche una cena a lume di candela, sempre come vi dicevo presso le terrazze del nostro ristorante. Pure ne abbiamo un'altra con la degustazione di vini. A proposito di degustazione, qui cosa si mangia? Lo chef ci tratta bene? Assolutamente sì, siamo sicuramente specializzati per quanto riguarda la cucina a base di mare, essendo la tipicità della zona, certo. Insomma cerchiamo di accostare il moderno un po' ai vecchi sapori. Perfetto, io intanto la ringrazio. Senta, a questo punto mi dà le la chiavi, chiave, così vado in certo, stanza. come no. La camera è la 203 al secondo piano, signora. Ok, la ringrazio, prego, a lei, gentilissima. arrivederci. Allora Dele? Mi stavo godendo questo spettacolo di vista, è bellissimo. Magnificente, Veramente Giusto. magnificente. No. Senti, ma Enzo, in su, Dimmi. perché è scritto in su lì? In realtà è così, mi chiamo Enzo, però per gli amici sono Enzo, pensaci tu. Allora, senti, in su pensaci tu, Sì. cosa mi fai mangiare? Cosa si mangia qui alla terrazza del gusto? Guarda, noi effettivamente facciamo cucina di mare, però c'ho un piatto che propone il nostro chef molto molto buono, profumato, delizioso. È il nostro tagliolino al nero di seppia con crema di noce e frutti di mare. E allora, visto che è buono, buono, buono e profumato, vado direttamente con questo. Vai, Però dai, poi sì. mi spieghi un po' la tua storia. Sì, magari ci sediamo e beviamo un bicchiere di vino insieme. Ma magari almeno non mangio da sola, guarda, va bene? Tanto si vede che mangio bene, no? Eccoci qui. E voilà. Mamma mia, che meraviglia. Il profumo c'è, adesso vado con il gusto però. Ok, perfetto, buon appetito. Grazie. Com'è andata? Ottimo, veramente Piaciuti? complimenti allo chef, Grazie. devo dire. Se la cava, se la cava. Se la cava, Sì, anzi, sì. visto che se la cava, poi magari posso rubargli un po' la ricetta. Assolutamente sì, aspettiamo che magari si liberi in cucina. E allora guarda, facciamo una cosa, prendi un bicchiere di vino così là ci beviamo Magari. un goccio di falanghina insieme, ti va? Ok, vado a prendere subito il bicchiere. Va bene. Enzo, senti, anzi, è in su, ma tu sei sempre così solare con i clienti? No, sì, di natura sono così, fortunatamente sì, ma mamma ha creato solare. Senti, ma parliamo un po' di questo ristorante, che Sì. veramente la Terrazza del Gusto è un nome proprio ad hoc, Azzeccato. devo dire. Da quant'è che siete qui con il ristorante? Guarda, noi siamo dell'attività da un bel po' di anni, però questo ristorante qui l'abbiamo aperto appena 9 mesi fa. Beh, devo dire che tu, i 9 mesi, c'è proprio tutto. Senti, Ti voglio bene. ma io Ok. scherzo perché tu hai non so che di cabarettista, sei un po' Ma un non è comico. ma non è vero. È nature, è nature. Mi hanno detto che mi cercavi? Ecco, lo chef Jenny, ti presento Adele. Piacere. Piacere. Complimenti, ottimi questi È tagliolini. andata bene?
È andata benissimo. Senti, però ho chiesto la cortesia Densu, se posso sapere la ricetta di questi tagliolini. Sicuramente. Ti preparo una nostra specialità che è il tagliolino al nero di seppia con frutti di mare e crema di noci. Gli ingredienti sono tagliolino al nero di seppia, frutti di mare, pesto di noci, pomodori freschi, prezzemolo e olio di oliva. Mettiamo sul fuoco una pentola con a rosolare un po' d'aglio con dell'olio, aggiungiamo i frutti di mare, un po' di pomodoro fresco, prezzemolo e lasciamo cuocere per 4-5 minuti. Nel frattempo caliamo la pasta, giriamo di tanto in tanto la pasta nella pentola col sugo dei frutti di mare, pesto di noci, saltiamo ben bene per far amalgamare il tutto e il piatto è pronto. Buongiorno. Senta, vorrei comprare un po' di vongole e cozze. Allora, queste qua sono di allevamento e queste qua sono quelle là veraci. Ma lo spaghettino ci esce qui. Sicuro. Tolgo una curiosità, entrando ho letto che siete un'azienda di depurazione di molluschi. Sì. E se vuole qua in giro c'è il titolare, vi posso far parlare con lui. Sì, magari, così chiedo un po' di informazioni. Un attimo solo, Allora. Va bene, la ringrazio. Buongiorno, Fabio Costiglia. Buongiorno, lei di Benedetto. Senta, volevo avere un po' di informazioni sulla vostra azienda. E le porta a fare un giro all'azienda. Allora, la in ringrazio. modo che le spiego un po' tutto. Va bene. Adele, allora ti ho portato a fare il giro. Ti è piaciuto prima di tutto? Guarda, sicuramente sia interessante, però a questo punto mi devi spiegare bene cosa abbiamo visto, cosa mi hai fatto vedere, soprattutto cosa significa IRSVEM. Allora, IRSVEM significa impianto regionale per lo sviluppo e l'esercizio della molluschicoltura. Ok. Non solo acquistiamo il prodotto, ma lo depuriamo, cioè lo sottoponiamo a dei processi che lo rendono libero, indenne da batteri. Ma io che vengo qui ad acquistare, come ho fatto quest'oggi, dei molluschi, come faccio a capire se è italiano, se viene dalla Turchia, dalla Norvegia? Non solo deve essere scritto sull'etichetta la provenienza del prodotto, e questo è obbligatorio. Naturalmente noi siamo tenuti a evidenziare quelli che sono i nostri registri di carico e scarico con le attestazioni di provenienza di ogni prodotto. Ma qui a Bacoli ho visto che sono famose e importanti le cozze, ci sono proprio degli allevamenti, sono tantissime. Sì, le cozze sono una delle economie fondamentali di questo territorio e quindi diciamo questo mestiere che è antico è un mestiere che voglio dire ha fatto sì che la terza economia della città sia quella lì derivante dall'allevamento di cozze. Tra una cozza e una vongola italiana oppure della Turchia, qual è che mi consigli? Le cozze in questo momento le migliori sono quelle sempre, io dico sono sempre quelle italiane. Naturalmente c'è un prodotto di eccellenza che è quello spagnolo, che però ha un gusto totalmente diverso, rispetto al nostro. Il nostro mare è più salato, ha un gusto più forte, più saporito, esatto. Distribuisce in tutta Italia molluschi, sì, giusto? assolutamente sì. Quindi anche questo è importante. Poi allora prendo tutte le informazioni. Fabio, io ti ringrazio, veramente complimenti per la tua attività, insomma. Per carità, sono io che ringrazio te della visita. Grazie. A presto. Vivo devagar, pensando no que eu vou dizer quando acontecer da gente se encontrar. Teus olhos serão mar, será de pérola o luar. Quando acontecer da gente se encontrar. Eu pedindo que você fique um pouco, eu juro só pra conversar. Você rindo me responde que tem muito medo de se apaixonar. Viva devagar, pensando no que eu vou dizer quando acontecer da gente se incontrar. Buongiorno. Senta, posso chiedere
qualche informazione? Sì, certo, ma diamoci del tu. Ah, grazie, allora piacere, Adele. Elena, allora io volevo avere un po' di informazioni su Pozzuoli, sono arrivata ieri e quindi ancora non ho visto molto, ma questa zona fa parte dei Campi Flegrei, quindi è tutta una parte... Sì, siamo dei Campi Flegrei, comprende 5 comuni, siamo Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, quindi è un comune abbastanza grande. Ti ho indicato per la famiglia o magari per i giovani? Beh no, offre varie opportunità, sicuramente una famiglia vive la tranquillità del luogo attraverso questi particolari vicoletti della mia città, però un ragazzo tranquillamente c'è anche la possibilità di poter divertirsi perché comunque è una città giovane. Ma per visitarla si può visitare sia da terra che da mare, visto che qui Sì, abbiamo anche il sì, mare, insomma, che mi sì, sembra molto bello. Sì, è molto bello, è importante, tant'è che noi come Prologo offriamo proprio attraverso queste brochure, guarda, che puoi prendere ecco, qui. questo sì. Diamo la possibilità appunto di poterla vedere anche dalla costa con queste escursioni in barca. Ma per visitare invece la parte, diciamo, archeologica, ci sono delle guide, te ne occupi te direttamente? Come Allora, funziona? noi se vogliamo accompagniamo, se voi possiamo andare insieme o insieme ad altri insomma della Prologo Pozzuoli possiamo accompagnarvi, altrimenti ci sono delle guide riconosciute dalla Regione Campania che offrono il servizio insomma di guida. Ah, questo sicuramente sì, magari se posso approfittare della Prologo, Certo, così allora come no. mi portate in questo viaggio Certo. all'insegna della storia. Parlando invece un po' di costi, di prezzi, quanto si spende mediamente qui a Diciamo i Pozzuoli? costi sono quelli normali che normalmente si trovano, oscillano dai 20 ai 60 euro. Qui a Pozzuoli è una buona realtà e bed and breakfast. Va bene Elena, allora come rimaniamo? Per quanto riguarda le visite, posso ripassare domani, ci diamo appuntamento da Certo, ci qualche diamo parte? appuntamento magari al mercato oppure ci incontriamo. Ah, è vero, qui a Pozzuoli c'è il Mercato del mercato, il pesce. mercato del pesce. Vabbè, allora dai, domani prendiamo un po' anche Va di bene. informazioni sulla gastronomia, che Va sicuramente bene. si mangia bene. Bene, sì. Va bene, allora ti ringrazio. Adele, pronta per ordinare? Sì, io sono pronta per ordinare anche perché qui dentro c'è un profumino, Gino, veramente Questo mi delizioso. così, questa è una bella cosa. Senti, però mi dai qualche consiglio perché fate tantissimi piatti, veramente. Bene, sì, ne viene subito da pensare ai nostri paccheri al ragù con friarielli, gli gnocchi alla sorrentina che serviamo al tegamino e la pasta e patate con provola che si ultima con il forno del pizzaiolo, insomma. Lo Beh, anche serviamo perché tutti qui la da noi. pizza è la proprio pizza quella ci buona. rappresenta, sì. Guarda, facciamo così Gino, anche perché ho letto insomma che la chef si chiama Lina. La se non chef sbaglio. si chiama Sì. Lina. Allora, vediamo se Lina magari mi fa allora la pasta con patate. Bene, Va così. Grazie. Ok, un po' di antipassini li posso proporre. C'è il nostro crocchè macchi, che è una specialità, le patate fritte tagliate a sfoglia. Assaggiamo la pasta e patate allora. Bravo. Molto bene. Mamma mia che meraviglia! Aspetta, non scappare, mi dici qualcosa sul tuo ristorante, su questo ristorante, quant'è che stai qui? Questo ristorante è nato nel 1999 dalla voglia mia e di mia sorella di proporre proprio la vera cucina. Non mi dire che tua sorella è Lina, è la chef. Sì, è lei, la chef. Complimenti allora Gino, io vado allora. Buon appetito, a Grazie. Eu pedindo que você Allora, Tele, a guardare il piatto sembra sia andato tutto bene. Devo dire complimenti, Oh, guarda, grazie. io la faccio pasta e patate a casa, ma non è così La buona. vieni a mangiare da noi quando ti viene la voglia. Beh, guarda, quando sono qui in zona sicuramente vengo Magari. qui a questo ristorante. Magari. Però posso sapere magari la ricetta da tua sorella, Per la visto che ho ricetta ti devo scoperto. portare da Lina. E Va facciamo bene, due chiacchiere. ok, ti ringrazio. eu juro só pra conversar. Per preparare un buon piatto di pasta e patate facciamo dell'olio di oliva, cubetti di prosciutto crudo compreso il lardo che dà bel sapore, pomodorini napoletani, cipolla, sedano in foglia e in costa e mettiamo tutto a soffriggere. Quando il soffritto sarà pronto aggiungiamo del vino bianco. Lasciamo sfumare qualche minuto e aggiungiamo le patate. Una mezz'oretta di cottura, caliamo la pasta. A fine cottura della pasta
Aggiungiamo dei dadini di provola, impiattiamo in tegamini di terracotta mettendo una sfoglia di provola e inforniamo nel forno a Você legna. rindo me responde que tem muito medo de se apaixonar. Teus olhos serão mar, será de pérola o luar. Quando acontecer da gente. Buongiorno. Senta, vorrei avere un po' di informazioni. Sì. Un po' spiegarmi in cosa consiste anche i servizi che offrite. L'accesso è con un abbonamento da 6, da 10 o da 20 ingressi e prevede l'uso di tutta la struttura senza limiti di tempo, ingresso giornaliero, non è obbligatorio l'ingresso consecutivo. Ok. Il titolare dell'abbonamento può portare un ospite, quindi si può venire anche in coppia senza problemi. Abbiamo anche un reparto benessere e estetica, Sì. con massaggi, pulizia del viso e attività del genere. Senta, Esatto. posso magari fare un giro anche nel centro termale, Certo. così mi rendo conto Certo, un po' la meglio. accompagno, Va non è un bene, problema. possiamo darci del tuo Sì, allora. Eligio. Adele. Perfetto. Qui ci sono praticamente la parte dedicata alla sauna, Sì. dopodiché ho intravisto delle piscine. Ecco, Sì. queste piscine che proprietà hanno? Soprattutto non le piscine ma l'acqua. Esatto, l'acqua ha sicuramente proprietà di tipo antinfiammatorio, antiflogistico, adesso stiamo facendo anche degli studi per la cura della psoriasi. Quindi è un'acqua a tutti gli effetti curativa. Assolutamente sì, assolutamente sì. E la temperatura qui mi dicevi quant'è? Allora, l'acqua sgorga a 85 gradi, in Cioè, estate riusciamo a tenerla comunque a una temperatura sicuramente piacevole, quindi intorno ai 22, 23, 24 gradi. Va bene, insomma, non si risca l'ustione. No, assolutamente no. Mentre in inverno riusciamo a tenerla a una temperatura sicuramente intorno ai 37-38 gradi, che è estremamente piacevole. Adesso stiamo nella diciamo parte benessere più classica del termine, nel senso dove si fanno massoterapia, massaggi quindi e trattamenti estetici per il viso e per il corpo. Una cosa molto bella che c'è in questa sezione dell'impianto termale è questo muro romano di 2000 anni fa. E giustamente quindi... è rimasto lì intatto, Esatto, avete certo. fatto bene, e quindi intorno poi avete costruito invece gli altri spazi. Esattamente. E poi si arriva invece su questa meraviglia di terrazza, e qui Sì. c'è uno spettacolo veramente da togliere il fiato. Beh, sì. Senti, mi spieghi Decisamente cosa sì. vediamo di fronte? Io vedo una serie di crateri, o sbaglio? Quello che abbiamo di fronte è il Monte Nuovo, che è il più giovane monte d'Europa, è nato nel 1500. Quelli che sono? Quelli sono delle sorgenti naturali. Ah, ecco, quindi sono acque anche quelle termali. Assolutamente sì. Il centro è sempre aperto? Sempre aperto. Chiudiamo 5 giorni l'anno: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Pasquetta e Capodanno. E Capodanno, la Noi siamo Befana, quindi sempre siete qui. aperti. Assolutamente sì. Senti, ti ringrazio anche per la tua simpatia, e allora a questo punto io rimango qui e mi passo un po' di relax. Va bene? Perfetto. Grazie. Grazie a te. Un piccolo buco così e l'abbiamo aggiustato. Ma come si chiama questa tecnica? Cioè, che tecnica è? I vecchi si dicevano che stiamo facendo le rete, invece noi lo diciamo a cucire. Ciao, buongiorno. No, tranquilla, sei stata puntualissima. Sì. Com'è andata? Bene, ho iniziato a vedere un po' Pozzuoli, ancora non molto, però quel poco che ho visto, devo Ti è dire. piaciuto? Sì. Senti, io mi stavo studiando un po' il percorso da fare, perché sono curiosa di vedere la parte archeologica. Sì, ma come ti dicevo ieri, ci accompagna adesso una mia collega Gemma. Però guarda, credo che... Eccola qua, guarda. Ciao. Ciao Gemma, Adele. Gemma, Adele voleva sapere. Sì, allora, mi accompagnerai tu. Cosa mi fai vedere? Ok. Dal centro storico possiamo vedere il Rione Terra, poi l'anfiteatro Flavio, Tempio di Serapide, e poi ci possiamo spostare a Cuma,
Sì, e quindi passiamo per il lago Lucrino, il lago d'Averno. Va bene, allora Gemma andiamo, io mi affido. Andiamo. Tu vieni con noi? Ci troviamo più tardi. Va bene, ti ringrazio. Ciao. Ciao. Il Rione Terra è il nucleo originario della città di Pozzuoli, e da qui che i Romani nel 194 a.C. crearono la città di Puteoli, che era il porto del Mediterraneo. Continuando la passeggiata si arriva al Tempio di Serapide, dove è possibile vedere sulle colonne di marmo cipollino il fenomeno del bradisismo puteolano, dovuto ad abbassamento ed innalzamento del livello del suolo. Sempre continuando la nostra passeggiata arriviamo all'Anfiteatro Flavio. Pensa che questo era il terzo anfiteatro più grande dell'antichità. Entravano 20.000 persone e fu qui che provarono ad uccidere anche San Gennaro, il santo napoletano per eccellenza, che poi fu risparmiato dalle fiere nell'arena e fu ammazzato un po' più sulla Solfatara, dove c'è anche la Solfatara, la vedi? Solfatara, dove c'è anche il santuario di San Gennaro. Che meraviglia, Gemma, e questo che cos'è? Un piccolo porticciolo? Sì, questo è quello che i puteolani definiscono il Valione, il borgo dei pescatori, uno dei borghi più antichi della città di Pozzuoli, è stato costituito intorno al 1700. Hai visto quella chiesa lì in fondo? È la chiesa dell'Assunta. In pratica i pescatori del borgo sono devoti all'Assunta e fanno il 15 agosto una bellissima festa con la processione, il palo di sapone. Però è anche un luogo dove appunto il mare e la terra si coniugano. Sì, perfettamente. Guarda, ti racconto una piccola storiella. I matrimoni venivano combinati qui a Pozzuoli e si cercava di combinare matrimoni con gente di mare e gente di terra, perché almeno si poteva mangiare 6 mesi e 6 mesi. Continuando la nostra passeggiata poi arriviamo al lago Lucrino e al lago d'Averno. Le loro dimensioni sono comunque diminuite rispetto a quelle che erano nell'antichità a causa dell'eruzione nel 1538 del Monte Nuovo. Quindi sono 2 laghi vulcanici? 2 laghi di origine vulcanica. Dal belvedere di Cuma si vede l'isola di Ischia. E da Ischia, che arrivarono intorno forse all'VIII secolo a.C., dei coloni colonizzarono Cuma perché Cuma aveva una posizione strategica. Insomma, mi sembra di capire che è una parte importante dei Campi Flegrei. È da Cuma che è nata la civiltà flegrea. Gemma, ti ringrazio per questa passeggiata nei vari siti archeologici. Ci vediamo più tardi? Sì, ok, ci vediamo con Elena e con la Presidente? Sì, va bene, volentieri, allora a più tardi. Ciao. Ciao. L'hanno visto pezzi e pezzi. Il chilo di mozzarella non si paga. Sono stanco, mi presto. Susi, senti, io oggi ho fatto un bellissimo percorso grazie a Gemma nei siti archeologici. Elena mi ha dato tutte le informazioni sulla Proloco. A questo punto una domanda proprio mi nasce spontanea: ma cosa si mangia? Quali sono i prodotti tipici di Pozzuoli? C'è il pesce che è il prodotto proprio tipico del nostro paese.
E poi abbiamo una produzione di vini buoni che si fanno proprio in questi campi nostri di Pozzuoli. Parlando magari di qualche accostamento, quindi dai, aiutami, facciamo un menù classico di Pozzuoli. Sì, si prepara un buon ragù con il polpo. Il ragù con il polpo. Praticamente cosa fai? Dai, raccontami un po' la ricetta. Si soffrigge un po' olio e aglio. Sì. Si aggiunge, allora prima si cuoce un po' il polipo, ok, e poi si prepara questo sugo e si mette il polipo dentro. È buonissimo, immagino. È buono da mangiare in effetti, perché la cucina un piedi rosso? Un piedi rosso. Quindi un ragù con il polipo e un goccettino, un bel bicchiere, diciamo, no, un goccettino di piedi rosso. Poi magari concludiamo con la pastiera napoletana e poi andiamo a correre. Ci vuole. Del pesce azzurro noi abbiamo fatto anche parecchi eventi per spiegare l'importanza che ha il pesce appunto per le malattie cardiovascolari. Sentite, quindi insomma mi sembra di capire che come Proloco fate anche degli eventi che uniscono un po' la gastronomia con la storia di Pozzuoli. Sì, pensa che abbiamo fatto un evento in particolare che era quello dell'enogastronomia itinerante, in cui siamo andati proprio in giro per le cantine cercando di abbinare la gastronomia con l'eno, quindi con il vino, e cucinavamo proprio piatti a base di vino, perfino il pane era fatto con il lievito madre e il piedi rosso. Il tutto, gli assaggi enogastronomici sono comunque abbinati con il luogo, con la musica. Senti, invece sagre, cose di questo tipo, non si vede, ma insomma io mangio, mi piace mangiare. Sì, la cozza dei Campi Flegrei è uno dei prodotti importanti insieme al pesce azzurro, quindi la festa della cozza, quindi la sagra della cozza dei Campi Flegrei è uno degli eventi che stiamo portando avanti. Che periodo? È sempre estate. D'estate, quindi l'estate vengo qui, trovo la sagra della cozza dei Campi Flegrei. Ho capito. Va bene, bocca al lupo allora per tutti gli eventi che fate, sicuramente avrò modo magari di ritornare in estate. Certo, va bene? aspettiamo. Grazie. A proposito di cibo, io mangio così. Sì. Cari amici, io vi saluto, però prima facciamo due conti. Ho speso 90 euro al giorno per 5 giorni per l'albergo, per un totale di 450 euro. Per i pranzi e per le cene mediamente ho speso 40 euro per un totale di 200 euro, spese varie 100 euro, totale 750 euro. Vi do appuntamento la prossima settimana, sarò nella provincia di Isernia, ovviamente Molise, e come dico sempre, viaggiate insieme a me.